Buonasera telespettatori, ben ritrovati con 20 e 10, l'approfondimento quotidiano dei nostri telegiornali sui temi, l'attualità, le notizie. Questa sera parleremo di turismo locomotiva dell'economia del Veneto. In studio qui con noi per affrontare questo tema così importante per il nostro territorio l'assessore regionale al turismo Federico Canera. Buonasera, assessore, grazie per essere qui con noi, e Angelo Faloppa, presidente della Confcommercio di Jesolo San Donà. Buonasera, grazie a lei anche per essere qui con noi. Allora, dicevamo, il turismo è il volano dell'economia del Veneto, potremmo definire la prima industria turistica della nostra regione. Assessore, poche settimane fa c'era stata la presentazione dei bilanci del turismo dello scorso anno, si era parlato del 2016 come l'anno dei record. Il 2017 ormai la stagione estiva è alle porte, che anno sarà? Beh, è presto ovviamente per tirare le somme del 2017, anche perché abbiamo appunto tutta l'estate e l'inverno. Le previsioni, diciamo, no, non le somme, certo. Le previsioni sono positive, ovviamente bisognerà vedere quella che sarà la stagione anche dal punto di vista del clima, perché molto incide purtroppo a livello soprattutto estivo con il mare. Lo abbiamo visto l'anno scorso quando abbiamo avuto delle problematiche nel mese di giugno, fortunatamente recuperate poi nel mese di luglio, agosto e soprattutto di settembre, che è stato un settembre splendido, però ovviamente abbiamo visto che il clima incide, anzi devo dire che bisogna fare anche un po' un appello a livello nazionale e anche ai veneti di seguire un po' anche le indicazioni dell'ARPAV Veneto per quanto riguarda le indicazioni climatiche, e non soltanto dei siti nazionali, perché molte volte le indicazioni che ne escono sono negative. È una polemica vecchia. Sì, è una polemica vecchia, però incide, e molti albergatori giustamente si lamentano perché se poi le indicazioni sono negative per la giornata, ovviamente la gente, soprattutto i pendolari, ma non solo, anche tanta gente che prenota in albergo ma controlla ogni giorno quelle che sono le condizioni climatiche, poi rischia anche di disdire. Quindi bisogna cercare di essere precisi e fornire un servizio, cosa che noi stiamo facendo con l'ARPAV Veneto, addirittura in più lingue straniere, e anche dettagliato per ogni zona del Veneto. Ecco, anche perché è cambiato un po' il modo di fare le vacanze, Faloppa, rispetto a qualche anno fa, quando addirittura si prenotava di anno in anno, si facevano i 15 giorni, adesso è tutto basato sull'ultimo minuto, le vacanze più corte, si prenota all'ultimo, si guarda il tempo. Voi dal vostro osservatorio come vedete questa situazione? Sì, è vero, il tempo è importantissimo, perché siamo diventati tutti un po' meteopatici, cioè guardiamo le previsioni del tempo anche 5-6 volte al giorno, e questo è un po' follia. E poi diciamo che le località di mare sono abbastanza penalizzate, perché spesso c'è quella brezza marina, e questo è riscontrato, che fa sì che a 5-6 km dalle coste piove, certo, e magari al mare il mare respinge, si diceva una volta, esatto, no? E quindi spesso magari a Treviso piove, a Jesolo c'è il sole. Sì, questo succede spesso. Poi le vacanze sì, sono sempre più brevi, quindi meno disponibilità finanziaria, perché in momenti di crisi la gente, prima di spendere i soldi, ci pensa di più, e quindi quando viene vuole essere sicura che c'è effettivamente il sole, e quindi questo per noi è fondamentale. Però non è sempre vero che la gente prenota all'ultimo minuto, perché ormai anche sulle nostre spiagge c'è l'early booking, come si dice, con termine inglese, cioè se prenoti prima hai degli sconti, come un po' fanno gli aerei, certo, e poi all'ultimo minuto trovi i prezzi più cari. Quindi si sta invertendo l'abitudine che c'era una volta, quella di prenotare last minute, vado all'ultimo minuto, sanno le camere libere, me le danno a meno soldi. Adesso ti diciamo prenota con caparra, garantisci che vieni e ti facciamo un super sconto. Se vieni all'ultimo minuto troverai le camere più care. Certo, corretto. Ecco, adesso siamo ormai alle porte di questa nuova stagione estiva. Tra pochissimo, con il ponte dell'Ascensione, quello del Pentecoste, inizierà la prima vera vacanza, soprattutto per i paesi del nord, certo, Europa, Germania, Austria, hanno queste vacanze anche di 15 giorni. Dai report, diciamo, che voi avete dagli operatori del settore, che cosa vi stanno portando sul fronte delle prenotazioni, assessore? Ma
Le prenotazioni sono, io ovviamente parlo a livello regionale, quindi non mi sto certo, riferendo ad una località specifica, perché poi effettivamente ci sono delle differenziazioni rispetto al mare, alla montagna. Il lago, sappiamo che il mare e il lago adesso per esempio, posso dire, con le prime vacanze sono le mete più gettonate. Senza dubbio, anche perché sono, diciamo, mete di riferimento per quanto riguarda il turismo straniero, soprattutto di lingua tedesca. Il Garda poi, diciamo, è il mare dei tedeschi, nel senso che è il primo punto di riferimento quando passano il Brennero e trovano. Ecco, posso dire per esempio che sul Garda era parecchio tempo che non si vedeva una situazione tale per cui i turisti già quest'anno l'anno scorso hanno prenotato le vacanze per quest'anno, e mi dicevano gli albergatori del luogo che erano molti anni che non si verificava un fenomeno di questo tipo. Tenete conto che il lago di Garda per esempio ha fatto un 9% di crescita, diciamo dichiarato Istat. In realtà la crescita è maggiore, perché come sanno bene anche i nostri amici di Confcommercio e Federalberghi sanno benissimo che per effetto anche di delle locazioni turistiche e soprattutto quel fenomeno famoso dell'Airbnb, in realtà i turisti presenti sul territorio sono molti di più, si parla di un 20% di crescita nel lago, e quindi voi capite che in realtà il flusso di traffico anche che abbiamo, di presenza di turisti, è molto più elevata rispetto ai dati ufficiali, che nonostante questo quest'anno comunque sono stati dati da record, sia per quanto riguarda gli arrivi che per quanto riguarda le presenze. Le presenze, ricordiamo sempre ai telespettatori, perché tutti non lo sanno, che è, diciamo, il numero di arrivi moltiplicato per le notti che si passano nel nostro territorio, insomma, ovviamente in albergo o nelle altre strutture di pernottamenti, quindi che sia in albergo o in altre strutture ricettive, insomma, ecco. Quindi ovviamente ci aspettiamo per il ponte, sia nel lago e nella nostra costa, importanti arrivi. Ecco, a proposito di questi importanti arrivi, cerchiamo di mettere un po' il dito in una delle piaghe purtroppo della viabilità, no, del nostro territorio, che penalizzano notevolmente alcune località, in particolare quelle del litorale. Proprio oggi si parlava in un reportage che è uscito nei quotidiani Finegil dei previsti disagi in A4 per i cantieri della costruzione della terza corsia, con il restringimento delle autostrade, quindi i timori che si possano verificare lunghe code, soprattutto dei turisti diretti verso le località del mare. Falloppa, non è poi solo l'autostrada, c'è anche tutta la viabilità ordinaria, in particolare lei viene da Jesolo, quindi sa bene quelli che sono i problemi. Sono problemi che ci diciamo da tanti anni, ma tanti veramente anni, quelli che l'Italia è sempre il paese delle emergenze, è sempre il paese dove non si riesce mai a fare pianificazione e condivisione di progetti. A parole lo dicono tutti, poi nei fatti ognuno fa i fatti suoi. Io capisco il disagio perché si deve fare la terza corsia all'autostrada e mi va bene che venga fatta, ma se voi andate a guardare la fanno tutta a step. Quindi vuol dire che non è che hai un disagio per 2 anni e poi tolto il problema. No, si fanno 10 km, 10 km, 10 km. Tra 20 anni probabilmente avremo ancora la corsia sola e avremo tutti i disagi di questo mondo. Ecco, sono queste le cose che il turismo non può tollerare, il Paese Italia non può tollerare. Perché noi, giustamente l'assessore dice, abbiamo aumentato le nostre presenze e il Veneto sta andando bene. Beh, io dico che essendo la prima industria in assoluto regionale, ma dovrebbe essere la prima industria del Paese Italia, perché veramente abbiamo tutto per essere la prima industria, dovrebbe essere il turismo, ci facciamo del male da soli. Ed è l'unica industria non delocalizzabile, tra l'altro. Non è delocalizzabile ed è l'unica che ancora assume, dà lavoro e riesce ancora a dare sviluppo al Paese. Quindi, ripeto, se veramente non riusciamo a metterci in testa e farci la domanda da parte di tutti coloro che devono fare questo, che pianificazione vuol dire organizzare tutto e poi iniziare
i lavori tutti in una volta. Per farci capire, se una strada me la rompi una volta per far passare la fibra ottica, dopo un anno passi le fogne, dopo un anno passi la telecom, dopo un anno ancora mi passi l'energia elettrica, non è mai finita. Programmazione vuol dire fare un buco solo e che non ci vorrebbe mica tanto, sa? Cioè, non stiamo mica parlando di cose impossibili, eppure il Paese Italia queste cose sono impossibili. Ecco, quindi giriamo all'assessore, amministratore regionale, quindi voi magari qualcosa lo potete fare in questo senso. Se ne parla da decine di anni, la viabilità verso le spiagge è una croce per i turisti e per i pendolari. Sicuramente se ne parla da tanti anni, è un problema cospicuo perché effettivamente le zone, poi in particolare Jesolo, Cavallino Treporti, dove ci sono anche tutte le zone dei campeggi, quindi arrivano flussi di camper e roulotte e purtroppo la viabilità quella è, perché passano tutti per una stessa strada. È il primo polo nazionale, forse anche tra i primi in Europa, quello dei campeggi del Cavallino. Certo, i nostri campeggi sono tra i migliori, sono campeggi a 5 stelle che non ce ne sono tantissimi in circolazione. Questo va anche dato atto della grande capacità dei nostri imprenditori che hanno saputo anche investire. È vero, siamo in carenza di infrastrutture, devo dire, non per fare del campanilismo e della becera politica, però onestamente a livello regionale noi siamo in grossa difficoltà a livello di finanziamenti. Non è un caso che stiamo facendo una battaglia politica che, quando parliamo di richiesta di autonomia, non significa soltanto autonomia per fare ciò che si vuole, autonomia amministrativa, ma per avere la possibilità di trattenersi qualche risorsa in più da spendere sul territorio, perché guardate che, non per difendere la mia collega De Berti e le infrastrutture, ma oggigiorno pensare a fare un'infrastruttura sul territorio con fondi regionali è pressoché impossibile. Al massimo si potevano attuare quei famosi project financing, che però alcune problematiche sul territorio li hanno creati. Vediamo cosa sta facendo con la Pedemontana. Vediamo cosa sta facendo il Presidente e questa giunta per recuperare, no, il problema della Pedemontana. Adesso forse fortunatamente anche risolto, se va tutto a buon fine, però ogni volta che si mette in piedi un'infrastruttura in Veneto andiamo in forte deficit. Questo perché continuiamo a avere, lei pensi che negli ultimi 5 anni a livello regionale abbiamo subito tagli per 2 miliardi di euro. Cioè il mio settore, il settore turistico della promozione, è passato da 40 milioni a 2 milioni e mezzo. Lei capisce che io cerco il più possibile di inventarmi qualsiasi ricetta, cerco di avere una regia regionale, di mettere insieme il territorio, ma quando poi si hanno pochi soldi, alla fine si possono ben utilizzare quanto si vuole, ma quando sono tanto pochi, sempre pochi rimangono, ed è difficile, ecco perché è vero che si riesce a tagliare qualche spreco, e questo l'abbiamo fatto, perché è vero che quando si tira la cinghia si impara anche a sprecare meno, però è anche vero che si arriva a un limite entro il quale poi non si riesce più. 2 milioni e mezzo di promozione per una regione Veneto sono vergognosi, e noi non possiamo, se questo Stato non ci permette di tenerci un po' di risorse sul territorio, l'unica alternativa è aumentare le tasse, ma siccome aumentare le tasse nessuno vuole farlo, e anzi il Presidente Zaia non lo vuole fare, lo sta dimostrando, la situazione è quella di chiedere a livello nazionale che ci lasciano più risorse sul territorio, perché se il Veneto tira tutta l'Italia. Questo bisogna che qualcuno se lo metta in testa. Ecco, si parlava anche appunto di locomotiva dell'economia regionale, di una delle voci che continuano a dare lavoro, quella del turismo. Il fatto che con l'abolizione dei voucher sia, diciamo, venuta meno quella possibilità di impiegare, o se non altro insomma sia cambiata la possibilità di impiegare lavoratori per periodi brevi, per voi, diciamo, operatori del settore, sta creando dei problemi? Siete riusciti a trovare in qualche maniera delle soluzioni alternative, Falloppa? Beh, soluzioni alternative no, perché l'unico strumento che è rimasto di flessibilità è quello del contratto a chiamata o a intermittenza. I voucher erano un ottimo strumento che potevano veramente dare dei risultati importanti, e poi sono stati abbandonati. Io capisco le motivazioni di base da dove si è partiti per dire non li vogliamo più, ma poi avevano e qualcuno, soprattutto i sindacati, gridavano allo scandalo perché dicevano che c'era parecchia evasione, perché venivano autorizzati in maniera distorta.
ma poi è stata fatta una modifica dal governo che avrebbe raddrizzato completamente questo problema, anzi mi chiedo come mai non l'avessero fatto fin dal primo giorno che hanno dato questa possibilità, avrebbero evitato qualsiasi tipo di contestazione. Poi naturalmente la cosa è montata e alla fine, per non saperne leggere né scrivere, si dice le nostre parti, hanno tolto tutto e purtroppo hanno penalizzato tanti settori. Adesso ci rimane il contratto a chiamata, che è l'unico che dà un po' di flessibilità. E a proposito, noi abbiamo fatto anche proprio l'altro giorno, abbiamo messo sul mercato, almeno dal punto di vista nostro di Confcommercio, dei nostri associati, una app veramente fatta bene, costruita bene, di grande semplicità, perché purtroppo avevamo visto altre cose in passato dove veramente ci voleva, erano più le difficoltà di utilizzarla che quelle di fare. Ma cos'è per incrociare allora la domanda e l'offerta? Noi dobbiamo dare comunicazione in anticipo quando si deve assumere una persona. E ogni volta dovevi riuscire ad avere un computer davanti a te e se non eri tanto smanettone, come si sa dire, non lo sapevi usare tanto bene, eri costretto a rivolgerti al tuo sindacato, alla tua associazione o al tuo commercialista perché facesse la chiamata. Però se questa doveva avvenire sabato o domenica, momento clou, dove effettivamente avevi bisogno, non c'era nessuno che te lo poteva fare. Con questa app è una cosa semplicissima, con proprio 2 o 3 passaggi, questione di 30 secondi, già provata, già collaudata, è una settimana che sta dando grande soddisfazione. Parte una comunicazione immediata all'ispettorato del lavoro, quindi in tempo reale, resta documentata e parte contemporaneamente al tuo commercialista che sa perfettamente i giorni in cui tu hai operato una persona, quindi è tutto con un unico clic, dai tutte le informazioni quindi uno e crei anche uno storico. Molto utile per le aziende. Soprattutto una cosa molto semplice, fatta da imprenditori per gli imprenditori. Ecco, noi ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, restate con noi, 20:10 torna tra pochissimo, linea alla regia. Rieccoci in diretta, 20:10, stavamo parlando di turismo con l'assessore della Regione del Veneto al turismo Federico Canere e con Angelo Falloppa, presidente della Confcommercio. Durante la pubblicità si stava parlando così tra noi dei problemi spesso determinati dalla burocrazia. Falloppa, lei è, oltre che presidente della Confcommercio, è un imprenditore del settore. Di che cosa ha bisogno il turismo del Veneto, secondo lei? Sono tante. Mi ricollego a quello che avevamo detto prima, tante volte non è neanche questione di soldi, di denaro, è questione proprio di avere la volontà di fare certe cose. Durante la pubblicità le dicevo un piccolo esempio: noi abbiamo a Jesolo un tratto di 1,5 km dove il mare mangia la sabbia, ogni anno ci porta via tutto, su 15 km c'è 1,5 km. Noi abbiamo il problema sugli arenili che ci arrivano giù tutte i rami, le sterpaglie che ci sono nei fiumi in caso di piena dei fiumi e arrivano sulla spiaggia, dobbiamo arrangiarci noi a pulire tutto quanto. Ecco, solo per decidere come portare via queste chiamiamoli rifiuti, o solo per fare un piccolo intervento di spiaggia, sono speciali, tra l'altro, che sono rifiuti speciali, quindi costano l'ira e Dio. Anche la linea è diventata speciale perché viaggiando per il fiume diventa, da legna normale diventa rifiuto speciale, e poi quindi con costi enormi di smaltimento, e poi ti trovi che hai 6 enti che possono decidere sulla tua spiaggia, 6 enti. E tutti devono dire la loro, anche perché devono far capire che loro hanno un peso, hanno una valenza, hanno un'importanza e loro esistono. Allora tante volte per mantenere in piedi tutto questo sistema Paese Italia ci si dimentica che l'imprenditore ha bisogno di lavorare, non di ostacolarlo. Però ostacolare vuol dire far capire che io sono importante. Però il Paese Italia, mi creda,
non può più continuare a gestire una situazione del genere. Poi ci chiediamo perché la Spagna aumenta del 10 e noi dell'1%, ci chiediamo perché ogni anno ci sono milioni di nuovi turisti che per la prima volta fanno turismo in vita loro, soprattutto nei paesi emergenti, e di tutti questi milioni di turismi noi diciamo il paese Italia ha retto perché ha avuto un meno 0,01, ma come? Avrebbe dovuto avere un più 5, un più 6, un più 10, come fa la Spagna? Ma la Spagna non ha questa burocrazia, non ha neanche i nostri costi. Poi si dice, ma perché? Una volta parlavamo del Sharm el Sheikh che con 7 euro avevano coperto il costo di una persona, da noi con 7 euro non fai neanche mezz'ora. Dicono sì, ma la Spagna è in Europa ha i nostri costi, sì, però il costo del personale in Spagna è totalmente diverso, ma non perché il collaboratore, il dipendente prende meno, prende come in Italia, ma gli oneri caricati sulle spalle degli imprenditori non raddoppiano l'importo, ma lo aggiungono del 20-30%, quindi ci troviamo a competere con gente che ha un collaboratore, un dipendente che costa 1.000 euro in meno al mese. Pensi lei cosa vuol dire anche come prezzo finale al cliente finale, cosa siamo costretti a caricare. Ecco, quindi burocrazia, tasse, tutta una serie di cose farraginose che vanno un po' a costituire una palla al piede delle nostre imprese turistiche. Questo senza dubbio io sposo in pieno ciò che ha detto il Presidente, anche perché anche noi come Regione purtroppo quando dobbiamo intervenire a livello regionale, che sia sulle spiagge piuttosto che in altre destinazioni, molto spesso troviamo questa problematica relativa alla burocrazia, nel senso che ci vorrebbe una norma nazionale. Noi più volte abbiamo scritto anche ai ministeri di competenza per quanto mi riguarda il MIBACT, proprio per cercare di riunire le competenze almeno in un unico ente, perché noi stessi quando vogliamo portare avanti dei progetti che siano per esempio anche transfrontalieri, ci rendiamo conto che i nostri paesi vicini, esempio la Croazia, riesce a fare le stesse nostre iniziative in un quarto del tempo, perché evidentemente hanno un sistema burocratico molto più snello del nostro. Noi abbiamo avuto dei casi, prima fuori onda raccontavo della volontà di voler anche affondare delle navi a distanza della costa per permettere il turismo subacqueo, oltre che la possibilità di far ripartire la fauna e la flora ittica. E abbiamo presentato, studiato per anni con le università questi progetti e non riusciamo ad applicarli perché abbiamo troppi enti, come diceva giustamente il Presidente, che devono dirla loro. Abbiamo bisogno di tante autorizzazioni, capitaneria, magistrato delle acque, sovrintendenza, e quindi non riusciamo a fare questi progetti. Gli altri paesi ci copiano le idee e in poco tempo le fanno e le attuano, cose anche semplicissime da fare, anche poco costose, che ecco, allora noi stessi come Regione Veneto, che siamo ente pubblico, quando proponiamo delle iniziative ci scontriamo, e non è con la burocrazia. Abbiamo più volte scritto al Ministro. Io credo che in Italia quello che sia da fare, al di là dell'abbassamento della pressione fiscale e dare autonomia ai territori, perché questo è fondamentale, perché altrimenti non hai neanche le risorse per fare le cose, però prima di tutto è lasciar lavorare gli imprenditori. Per lasciarli lavorare bisogna togliere burocrazia, quindi semplificare. Penso che tanti enti debbano essere completamente aboliti. Questa è la verità. La vera riforma che deve fare, secondo me, un capo di governo in Italia è quella di avere il coraggio di abolire alcuni enti. Purtroppo quando si dice questo in Italia si dice ma poi parte la deregulation, ognuno fa quello che vuole. Non è vero, anche perché nessuno dice che non si debba controllare, ma già il fatto che sia soltanto un ente a dover fare questo, perché noi puntiamo sull'autonomia e sul federalismo, siamo pronti a prenderci in capo le competenze. Cioè, anche sul demanio, io faccio delle battaglie sul tema per esempio della Bolkestein assieme agli amici del litorale, no? Ma è possibile che per esempio lo Stato non possa concederci la costa, così come fa per alcune regioni? Pensiamo al Friuli, pensiamo alla Sicilia, che hanno la possibilità di gestire la propria costa, il demanio dello Stato in autonomia. Lasciatelo almeno alle regioni che hanno la capacità di fare questo, e vedrete che molti problemi burocratici verranno risolti. Però è anni che cerchiamo di far
fare questo e spero che dal 22 ottobre, lasciatemi fare un po' di propaganda, dal 22 ottobre, quando avremo il referendum sull'autonomia, spero che parta un messaggio forte nei confronti del governo. Ecco, sicuramente noi nel Veneto abbiamo comunque una grande fortuna sul fronte del turismo, che è quella di avere delle bellezze che tutta l'Italia, ma non solo tutta l'Italia, ci invidiano. Dalle coste arriviamo alle nostre montagne, al lago, alla collina, alle città d'arte naturalmente, e quindi tutto questo, diciamo, sta portando un notevole flusso di persone che è in costante aumento. Abbiamo parlato delle spiagge, volevo parlare anche della montagna. I nostri amici bellunesi, se no giustamente si risentono. Quella che è appena terminata è stata una stagione invernale che purtroppo ha risentito della carenza di neve, delle precipitazioni nevose. Si spera nella stagione estiva che possa in qualche maniera risollevare la montagna. Ma vede, anche qui è una questione in parte di risorse, ma in parte anche di burocrazia, perché per risolvere, non dico risolvere, il problema climatico è vero e purtroppo tutti i territori montani ce l'hanno, quindi la carenza della neve d'inverno l'hanno vista un po' tutti. Però cos'è che stanno facendo in montagna? Cercano di sopperire questa carenza sparando, no, la neve, però per sparare neve bisogna avere l'acqua. Aver l'acqua significa avere maggiori costi, quindi se l'acqua la porti tra l'altro dal torrente fino in cima alla montagna per spararla, ci sono dei costi notevolissimi. È un problema di infrastrutture. Di infrastrutture e di costi. Le regioni vicine a nostre, autonome come il Trentino Alto Adige, hanno fatto dei bacini, dei laghi di montagna dove possono utilizzare quest'acqua d'inverno per far neve ed estate magari per altri usi, anche l'antincendio boschivo. Ecco, io non riesco a capire perché fare un lago in Veneto ci vogliano decine di permessi e di complicazioni con 6 enti, mentre in Trentino Alto Adige riescono a fare lo stesso lago in molto meno tempo di noi e con un passaggio amministrativo soltanto, perché è regione autonoma. Ecco, queste sono cose che ci legano le mani anche a livello di amministratori, perché per esempio io le risorse le avrei anche individuate per fare interventi di questo tipo, ma ho un problema burocratico che non riesco a superare per queste situazioni. Tanto per fare il caso della montagna. Devo però rassicurare gli amici della montagna, non me ne vogliano quelli del mare, che però devono essere contenti perché quest'anno siamo riusciti finalmente a fare un fondo specifico per la montagna, per l'ammodernamento delle strutture turistiche in montagna, un fondo da 12 milioni e mezzo Belluno di euro. Ha chiesto l'autonomia dal Veneto, è una notizia di ieri, quindi insomma sì, però Belluno deve... I bellunesi sono un po' arrabbiati. Ma diciamo Belluno non deve essere arrabbiato con la regione Veneto. Belluno deve essere, siccome è dentro lo stesso calderone e Belluno necessita anche delle risorse del Veneto, perché da sola Belluno fa anche difficoltà a creare PIL interno lordo da sola, e quindi l'autonomia si regge anche sulla capacità di produrre da sola. Più che puntare all'autonomia dal Veneto, dovrebbe fare massa critica col Veneto per puntare ad avere maggiore autonomia da parte dello Stato centrale, che attenzione, io lo spiego sempre, guardate che non si sta parlando di secessione o di cose così, si sta parlando semplicemente di avere un po' più di competenze e di risorse finanziarie per portare avanti queste competenze. Esattamente ciò che succede in provincia di Trento, di Bolzano o in Friuli Venezia Giulia. È vero che Belluno purtroppo rispetto al resto del Veneto è proprio incuneata tra queste regioni e quindi sente ancora di più la tematica della specialità, no? Perché è proprio schiacciata qui in mezzo, ed è per questo che abbiamo voluto fare questo fondo, perché ricordiamoci che nel 2021 abbiamo i mondiali di Cortina, i mondiali di sci, e quindi dobbiamo arrivare, perché anche Cortina, nonostante sia una località nota, ma ha bisogno di infrastrutture, sia di strade ma anche di alberghi all'altezza, non che non ce ne siano, ma c'è bisogno di fare un investimento molto più importante, perché la gente ormai, dimostrato dai dati statistici anche di quest'anno, cerca qualità sulle strutture alberghiere. Ecco, si cerca qualità, si cerca anche qualità dell'acqua. Chiudiamo questa puntata di oggi con una buona notizia, perché sono stati diffusi proprio oggi i controlli per la balneazione delle acque del Veneto. Parliamo delle acque delle spiagge ma anche
anche di quelle dei laghi, e appunto i dati garantiscono che dappertutto in Veneto si potrà fare il bagno in acque pulite. Brevissimo, Falloppa, stiamo per chiudere, siete quindi soddisfatti di questo? Sì, soddisfatti sì, e anche questo viene a programmazione perché le acque sono pulite, perché hai i depuratori. Senza i depuratori avremo grosse difficoltà, quindi ringraziando Dio questo almeno funziona. Ecco, al termine, Assessore, un'ultima battuta, la stagione, buone vacanze a tutti, cosa diciamo a chi ci sta seguendo? Beh, insomma, no? sì, siamo ormai tra un po' finalmente abbiamo avuto 2 mesi di siccità. Adesso abbiamo un po' di situazione che si sta concentrando da 2 settimane. Di grande variabilità. Devo dire che l'acqua ci serviva, perché ci serve anche per l'agricoltura, che è un altro settore importante, oltre a quello del turismo. Adesso però speriamo che faccia un bel giugno, luglio e agosto, in maniera da far partire bene le nostre località. Bene, grazie quindi, grazie all'assessore regionale Federico Caner e grazie ad Angelo Falloppa per essere stati qui con noi questa sera. Ringraziamo voi naturalmente spettatori per averci seguito, noi ci vediamo come sempre domani alle 20:10. Buona serata.